Cari amici dall'Italia, benvenuti in Bosnia Erzegovina e benvenuti in Caritas Bosnia Erzegovina. Quando dico cari amici dovete prenderlo come un segno molto importante, perché l'Italia è stata molto vicina alla Bosnia Erzegovina in tanti ambiti e voglio sottolineare in particolare nella sfera del lavoro della Caritas. Ci troviamo presso il campo di Blasoj, siamo nella periferia di Sarajevo. Questo è uno dei due campi della città, un campo per single man. Parte del tempo viene anche passato all'interno di questa struttura voluta da Caritas. Nel Social Corner vengono fatte alcune attività di socializzazione, di accoglienza, ma anche laboratori di informatica. C'è una piccola libreria alle mie spalle, ci sono varie iniziative, varie attività che tentano di occupare anche un po' il tempo dei migranti e di chi viene accolto qua. My name is Muhammad Yassin. I come from Syria. I working with Caritas. I do everything for immigrant. I can joke, I can play, I can help him, I can go with him for a translator. I give him tea, I give him sometimes food. About that, I'm feeling good in this place. I'm so happy about that. I do and the best for my job. E ci troviamo nel campo di Ušivac, vicino a Sarajevo, che è un campo che accoglie famiglie con minori e minori stranieri non accompagnati. Siamo appena stati a visitare il Social Café e è un angolo di aggregazione per giovani e bambini e anche i genitori delle famiglie, diciamo, che vivono in questo luogo temporaneamente. E mi è piaciuto molto sentire che c'è comunque la voglia di mantenere un contatto con le persone che sono passate di qui, quindi c'è sempre una gran voglia, nonostante siano persone che spesso arrivano e se ne vanno, di continuare a sentirsi, di sapere che molto spesso le storie sono finite bene e le persone sono riuscite, diciamo, nel loro obiettivo e stanno cominciando una nuova vita in un paese europeo. Il motivo del nostro viaggio è perché l'anno scorso, quando sui media è venuto fuori il discorso di Lipa e della lotta balcanica, come regione ci siamo interrogati e ci siamo impegnati non solo in una raccolta fondi, ma anche nell'accendere i riflettori e raccontare che cosa stava succedendo. Nel corso del 2021 l'attività di sostegno allo Stato e ai cantoni si è intensificata moltissimo, i posti letto sono aumentati molto e questo ci ha permesso di passare un inverno non di emergenza, diciamo. E quindi adesso il nostro obiettivo è quello di lavorare sempre di più sulla governanza dell'emigrazione, andare al di là del primo soccorso e cercare di lavorare su delle vere e proprie soluzioni in funzione del profilo delle persone che sono qui. A nome dell'acquedotto pubblico della città di Bihac voglio ringraziare l'organizzazione umanitaria Caritas per la donazione dell'autocisterna che vedete dietro di me, che è stata donata per i bisogni della popolazione di Bihac e per la popolazione migrante. In questo territorio è stata molto utile e continuerà ad esserlo per tantissimi anni, quindi voglio fare un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito a questa donazione, ringraziandoli appunto ancora una volta a nome della popolazione di Bihac e a nome della popolazione migrante. Ci troviamo nel centro storico di Bihac, l'ultima città della Bosnia, a pochi chilometri dal confine con la Croazia e quindi la comunità europea. Tra le varie esperienze che ci sono qui in città ce n'è una in particolare, è un campo di accoglienza per famiglie, quindi genitori o pezzi di famiglia con bambini, qui proprio nel centro della città. E anche loro in un qualche modo provano il game, quindi fanno il tentativo di passare la frontiera e pian piano arrivare in Europa. È chiaro che
in quelle condizioni con bambini piccoli appresso diventa sempre più tutto complicato, più lungo, più costoso, più faticoso. Apparentemente sembra una città vuota, si sta spopolando, è diminuita di quasi il 50% in 10 anni. In realtà abbiamo avuto la possibilità di vedere diversi progetti anche avviati insieme in collaborazione con ragazzi, quindi persone locali e di età giovane o molto giovane. Gli stessi operatori della Caritas sono 2 ragazzi di 21 e 28 anni. Questo è il centro giovanile di Upokretu, un posto di aggregazione, di scambio e di formazione per ragazzi e ragazze giovani di Bihać, ma anche per giovani insomma, che vivono nei campi profughi. È luogo appunto di dialogo, di conoscenza e di scambio. Sono arrivata qui a Bihać a gennaio 2019 e dopo un anno qui mi sono appassionata a questa cittadina. La nostra volontà è quella di anche sensibilizzare a questa tematica, perché è vero che c'è molta diffidenza, c'è ci sono molti preconcetti che vanno abbattuti, che vanno smontati. La realizzazione di questo spazio, la ristrutturazione di questo edificio è stato fatto grazie alla Caritas, senza la quale non saremmo potuti arrivare fino a questo punto. Io sono Eleonora, sono project manager di Ipsia. In questo momento ci troviamo al campo di Lipa e in particolare al Social Café. Il Social Café è un angolo del campo in cui Ipsia insieme a Caritas vuole riportare un po' di normalità, quindi quello che facciamo è servire il tè, servire il caffè e mettere a disposizione dei ragazzi, dei beneficiari per così dire che stanno qui, dei materiali per passarsi meglio il tempo libero. Il nemico più grande della vita all'interno di questi campi è la noia, il non sapere che cosa fare, il non sapere come arrivare al giorno successivo. E quindi per ingannare il tempo noi siamo qua, forniamo il nostro supporto, parliamo con le persone, facciamo i puzzle, varie attività artistiche, sportive e così via. E niente, siamo a loro disposizione per aiutarli come possiamo. Ci troviamo molto vicini al confine croato tra la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia ed è è un po' il collo della bottiglia della rotta balcanica, cioè dove tutte le persone arrivano e dove si ritrovano e dove provano ad uscire ed arrivare verso l'Unione Europea. La cosa che mi ha colpito di più di questo viaggio, di questa esperienza, quindi non solo di Bihać ma anche di quello che abbiamo visto a Sarajevo e dintorni, è stato innanzitutto un'impressione più positiva rispetto al pregiudizio che avevo sui campi, quindi è diventato un modo per leggere in modo diverso quello che ci viene raccontato. E l'altra cosa, la voglia di chi lavora sul posto, quindi non solo Caritas, Ipsia, ma tutte le esperienze che abbiamo incontrato, di collaborare con le persone del luogo, di lavorare con e per le persone del luogo e fare in modo che sia le persone in cammino, in movimento, come sono stati chiamati stamattina i migranti, sia le persone locali possano trovare un punto di incontro e collaborare e vivere insieme. Grazie Caritas Emilia Romagna.